Ciao, mi chiamo Enrico, ho 31 anni e oggi sono il pastore della chiesa ADM Verona, ma non è sempre stato così. Io con l'età di 13-14 anni ho cominciato a fumare le prime sigarette e nel giro di poco tempo quelle poche sigarette che fumavo sono diventate molte sigarette fino ad arrivare a 2 pacchetti al giorno. Il vizio del fumo è un vizio che mi ha segnato per molti anni e ha compromesso la mia vita per molti anni. Ma non mi sono limitato a questo. Io bevevo, io facevo uso di droghe e nonostante non sia mai stato un viziato in alcol o in stupefacenti, io ho sempre avuto un problema con l'autocontrollo. Dove si poteva eccedere, io dovevo eccedere, dove si poteva strafare, io dovevo strafare. Il mio motto nel corso degli anni è diventato dai, che significa su, continua, forza, finché non ce la fai più, continua. Se oggi io girassi in alcune parti della mia città, ci sono persone che ancora mi conoscerebbero come il droga e non il pastore. Poi un giorno ho conosciuto Gesù e la mia conoscenza con Gesù non è stato un colpo di fulmine, un innamoramento. Ci sono persone che quando conoscono Gesù cambiano vita da un giorno a quell'altro. Per me non è stato così. Mi ricordo che alle superiori avevo una compagna di classe evangelica e io la prendevo sempre in giro per questo e andavo anche a bestemmiargli in faccia pur di darle fastidio. Poi quando ho cominciato ad andare in una chiesa evangelica mi ricordo che ho scritto un messaggio a questa mia compagna dicendo: guarda, sto andando in una chiesa anch'io adesso, il mio problema è che non riesco a smettere di fumare. Mi ricordo che lei mi rispose: chiedi a Gesù, prega Gesù dicendo che vuoi smettere di fumare e vedrai che Lui ti aiuterà. E mi ricordo benissimo che il giorno stesso io pregai Gesù e gli chiesi di aiutarmi a smettere di fumare. Il giorno dopo stavo ancora fumando e il giorno successivo anche e quello dopo ancora. Non sto dicendo che Gesù non risponda alle nostre preghiere, Lui risponde alle nostre preghiere, sì, ma Lui ha una storia speciale per ognuno di noi, ha un piano per ognuno di noi e c'è stato un giorno in cui Dio mi diede una rivelazione e dopo questa rivelazione dovevo decidere se per me Dio esisteva o non esisteva. Una volta presa la mia decisione, cioè Dio esiste, allora io dovevo fare tutto quello che c'è scritto sulla Bibbia. Dovevo credere in tutto quello che c'è scritto sulla Bibbia. Perché la Bibbia è l'unica testimonianza, l'unica cosa che abbiamo che ci testimonia dell'esistenza di Dio. Quindi se noi crediamo che Dio esiste, per forza dobbiamo credere nella Bibbia e per forza dobbiamo fare quello che la Bibbia ci dice. Una volta che ho preso questa decisione, Gesù ha cominciato a lavorare in me e piano piano, un po' alla volta, Lui ha cominciato a togliere questo vizio da dentro di me, ha cominciato a curare il mio autocontrollo e ha cominciato a farmi diventare la persona che oggi sono. Fin dal primo giorno che sono entrato in una chiesa evangelica, io ho ricevuto profezie che sarei stato pastore. E ne ho ricevute tante, per tanti e tanti anni. E non per mancanza di umiltà, ma per fede. Io ho sempre creduto che questo momento un giorno sarebbe arrivato. Ma sono sicuro che quello che ci ha creduto più di tutti è stato Dio. Perché nonostante tutte le cadute che ho avuto in questi anni, nonostante tutti i ripensamenti che ho avuto in questi anni, nonostante il nostro corteggiamento, il nostro innamoramento non sia stato un colpo di fulmine, ma una conoscenza progressiva tra me e Lui, Lui non ha mai smesso di credere in me.
mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre rialzato e mi ha fatto diventare la persona che oggi sono. Ieri ero in droga, oggi sono un pastore.